E buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Il nostro istituto è da sempre, insomma sicuramente negli ultimi anni, molto attento al discorso dei cambiamenti climatici. Argomento di cui si parla molto, ma non sempre a proposito. Perché secondo me molto spesso si va da un eccesso all'altro, o si ha un atteggiamento negazionista, cioè ma in fin dei conti sì, ma non è vero, ma è sempre stato così, cosa c'è di nuovo? Oppure un atteggiamento catastrofista, cioè ormai siamo alla fine del mondo, tutto è già segnato. Entrambi questi atteggiamenti sono sbagliati perché portano all'inazione. Il primo perché nega l'evidenza, il secondo perché dicendo che non c'è nulla da fare, se non c'è nulla da fare non dobbiamo rimboccarci le maniche. Quindi parlare in termini rigorosi, scientificamente corretti, ma anche, come dire, chiari per chi non è, come dire, del mestiere, chi non ha le competenze tecniche per apprendere cose che non sono sempre difficili da comprendere, è molto importante. E questa sera abbiamo un big della come dire, della conoscenza del settore e anche della capacità di divulgare le sue competenze. Io spero che ci sia non solo un'analisi, ma anche, come dire, che venga prospettata qualche soluzione. Purtroppo, lo dicevamo prima, magari anche tante soluzioni sono state proposte, ma chi dovrebbe attuarle è sordo, e qui mi riferisco evidentemente alla politica, non solo la politica locale, ma la politica nazionale, perché tante, come dire, analisi erano state fatte e tante anche soluzioni erano state proposte, ma poi ci deve essere qualcuno che le pone, come dire, in attuazione. Qui mi fermo perché il mio è solo un saluto. Ringrazio davvero il professor Carraro, ringrazio Liner Wheeler, ringrazio il Rotary e lascio la parola alla presidente del Liner Wheeler. Bene, grazie all'Ateneo che ci ospita, grazie a Carlo Carraro che ci concede questi nuovi risultati della sua ricerca, e grazie a voi tutti che state partecipando. Carlo Carraro mi ha dato il suo curriculum, gli ho chiesto che fosse breve, sintetico, l'ha fatto anche troppo sintetico, io ho dovuto molto lavorare a sciogliere tutti gli acronimi degli organismi di cui è stato presidente, vicepresidente, ha fatto parte, e cercherò di renderveli comprensibili. Allora, Carlo Carraro è professore ordinario di economia dei cambiamenti climatici all'Università Ca' Foscari di Venezia, di cui è stato rettore dal 2009 al 2014. Dal 2009 al 2023, quindi 14 anni, ben 14 anni, è stato vicepresidente e membro del direttivo dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, cosiddetto IPCC. Che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa dei cambiamenti climatici. Credo che siano 180 paesi, correggimi se sbaglio. È stato anche presidente della Commissione sui cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità sostenibili, costituita presso il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.
oltre che membro dell'High Level Advisory Group della Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari dell'Unione Europea. Sono tutti acronimi che ho scelto io. Ecco, poi è past president dell'European Association of Environmental and Resource Economists e membro del comitato scientifico della Green Grow Knowledge Platform della Banca Mondiale, dell'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e dell'UNEP, che è il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. E presiede l'Advisory Board di H-Farm College. H-Farm College è un'istituzione di formazione a livello superiore, under e postgraduate. Organizza corsi di bachelor e corsi di master e prepara gli studenti in business, digital economy e new technology, quindi ambiti avanzatissimi della conoscenza. Ed è cofondatore del Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, di cui ora fa parte del comitato strategico. Così, en passant, ha conseguito un dottorato presso l'Università di Princeton. Allora, chiedo a Giovanni Aliata, presidente Rotary, che con noi ha condiviso questa iniziativa, se vuole dire anche lui due parole. Ecco, presentato, l'abbiamo presentato. No, vabbè, appunto, perché per esempio l'H-Farm College è il luogo dove il Rotary organizza i corsi RILA per gli studenti e tutte quindi delle scuole medie e subito prima della maturità, quindi ogni anno abbiamo l'enorme piacere di avere all'H-Farm una presenza ed è un bellissimo posto per andarci anche, Sono buoni i ristoranti, si possono mangiare cotolette, insomma, c'è l'aspetto scientifico, c'è anche un aspetto ludico che dopo l'università proprio di Ca' Foscari è quella. Una è quella, l'altra che non mi pare tu abbia detto ma che io porto nel mio cuore è l'FEEM, cioè la Fondazione Eni Enrico Mattei che Carlo promosse e ha sostenuto per anni sull'isola di San Giorgio Maggiore. Non te l'ha scritta perché è un timido lui, io lo conosco, Carlo è timido, cioè c'ha troppe cose da dire, ma quella per esempio ha dimostrato una visione strategica che oltre alla progettualità diciamo legata al fatto tecnico, anche il restauro dei fabbricati, anche un insediamento molto importante di cui oggi facciamo tesoro. Purtroppo poi c'è stata una certa, diciamo così, scissione perché i soggetti, quindi Eni, quindi c'era quindi Fondazione Cini, c'era Soros anche a un certo punto e quindi insomma voglio dire era un momento di grande, ha segnato la storia anche quello, quindi includilo e aggiungilo al curriculum del professore. Dopodiché non lo so, gli spunti sono tali per cui sappiamo che è una persona assolutamente ci stavamo giustamente stuzzicando su fatti di geopolitica mondiale di oggi, per poi cambiamenti climatici vuol dire anche certe cose, evidentemente, di chi piglia certe decisioni a livello mondiale, di chi contro certe decisioni a livello mondiale in nome si oppone, quindi è una battaglia estremamente difficile. Stiamo vivendo proprio in questi giorni, diciamo, dei momenti, non so neanche come definirli, ma inattesi e al tempo stesso estremamente preoccupanti, per cui abbiamo le guerre da una parte, abbiamo le guerre commerciali dall'altra e cerchiamo noi come Rotary per esempio che abbiamo dei valori piuttosto solidi e consolidati in 120 anni di Rotary, adesso in 100 anni di Rotary Venezia anche meno, però alcuni come il famoso DEI, cioè il discorso dell'inclusività per tutti quanti, cioè in sostanza di riuscire a includere chi arriva, a includere chi si deve inserire, a includere, perché è anche un discorso economico spesso e volentieri, e poi tutti i valori, vabbè, quelli di assistenza, la questione, non so, l'Emporio Now, eccetera. Certe decisioni in questo momento dell'amministrazione americana rischiano su certi fondi mondiali, cioè soprattutto i fondi sulla
come si chiama, adesso non mi viene più, però il Fondo Mondiale della Sanità fondamentalmente, che viene finanziato dagli Stati Uniti in una misura rilevante. C'è poco da dire, gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, quindi di riflesso tutta una serie di organizzazioni rischiano di essere impoverite proprio nel senso letterale. Quindi diciamo che bisogna combattere, le nostre battaglie continuano le battaglie per la scienza, per la ricerca, che è fondamentale, quindi i tagli alla ricerca, che siano italiani o americani, diciamo che non ci piacciono sostanzialmente. Vabbè, basta, adesso come Rotary ho detto 2 cose. Manuela, ti ringrazio perché saluto i miei, un vicepresidente past president, altri 2 past president, l'ha detto Tonino Beccegato, il mio incoming che è Maurizio Trevisan, e poi anche il generale De Bidda, con cui facciamo delle opere che lui fa in Sud America, posso dirlo così, tanto siamo in pochi e quindi nessuno mi può smentire, nella zona del Papa proprio sostanzialmente, ha contribuito a scavare pozzi e a portare su in quelle popolazioni proprio al confine praticamente del Perù, sostanzialmente in su, e niente, quindi opere meritorie di rotariani che continuiamo a batterci nel mondo dalle cose diciamo piccole, però sappiamo che i discorsi strategici sono fondamentali, bisogna avere visione, e quindi Carlo Carraro della visione è un maestro. Non so se devo parlare il microfono. Sì, no, l'unica cosa che voglio aggiungere è che questo incontro, per tranquillizzare anche la Presidente, questo incontro volgerà, oltre che su i cambiamenti climatici, sulle possibili soluzioni, sia dal punto di vista economico che ambientale. Dal punto di vista economico è fondamentale perché ci sono dei costi di transizione molto importanti. Grazie Carlo. Buonasera, grazie a voi per essere qua, grazie per le introduzioni, tutte estremamente gentili, mi avete davvero lusingato. Io ho tante cose da dirvi, quindi passo subito a raccontarle, partendo probabilmente da quello che i presidenti hanno detto, perché il punto di partenza sono proprio i grandi cambiamenti che abbiamo davanti e che hanno caratterizzato questi ultimi 10 anni. Tanti cambiamenti a tutti i livelli, non tutti positivi. Abbiamo avuto appunto cambiamenti nella geopolitica in questi ultimi anni, in particolare nella tecnologia, ne avete accennato anche voi, nella finanza, nell'azione nei confronti del cambiamento climatico. E per darvi un'idea di questi cambiamenti, parliamo di commercio internazionale, ne avete accennato un istante fa. Nel 2015, 10 anni fa, nessuno metteva in discussione l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Nessuno avrebbe osato adottare misure in contrasto con le regole del WTO che tutti i paesi avevano congiuntamente approvato. Sembrava che ci fosse un consenso a livello mondiale per un'istituzione a cui tutti volevano provare ad accedere, tant'è che la Cina fu ammessa al WTO e fu un grande successo per il mondo avere anche un grande paese come la Cina all'interno di un'organizzazione che dava le regole su come scambiare le merci. 10 anni dopo non c'è più nulla di tutto questo, nessuno riconosce l'autorità del WTO, paesi i più diversi, in primis gli Stati Uniti, ma anche l'Europa e la Cina, adottano decisioni che sono in contrasto con le regole da essi stessi approvate e non sono sanzionate. Lì vedete un elenco di alcune decisioni che vanno contro le regole del WTO e nessuno è stato sanzionato. Ma più ancora, il cambiamento sostanziale di questi ultimi 10 anni è l'ultimo che vi indico lì. La Cina non è più la manifattura del mondo, no? Per tanti anni in Cina si producevano le cose che noi importavamo qui, a prezzi ovviamente più bassi, realizzate a prezzi più bassi di quelli che avremmo sostenuto producendo in Europa o negli Stati Uniti. Quindi era un grande trasferimento di produzione che poi ritornava sui nostri mercati. Beh, non è più così. Le cose sono cambiate radicalmente in questi 10 anni perché la Cina
ha investito su nuove tecnologie e adesso domina il mercato di alcune di queste tecnologie, soprattutto quelle più interessanti ai fini della nostra discussione di oggi, quelle legate appunto al cambiamento climatico, alla soluzione del problema del cambiamento climatico. Guardate qua, queste sono le quote di mercato relative alle tecnologie verdi, chiamiamole così, alle tecnologie che ci interessano, sono i moduli per la produzione di pannelli fotovoltaici, le batterie, i veicoli elettrici, turbine eoliche, le miniere di litio, la raffinazione del litio, no? Tutte tecnologie fondamentali per la transizione verso un'economia più sostenibile. E vedete come la quota di mercato cinese in blu sia largamente superiore alla quota di mercato degli americani in rosso, cioè non c'è paragone. È un mercato in cui i cinesi hanno capacità che noi non abbiamo. Perché le hanno? Beh, perché da 10 anni a questa parte investono molto di più di noi in questa direzione. Questi sono gli investimenti, vedete che a livello mondiale circa due terzi o più degli investimenti complessivi sono cinesi. Avendo loro messo tutte queste risorse per tutti questi anni, hanno conseguito i risultati che abbiamo visto prima. Controllano il mercato perché hanno la capacità di produrre a prezzi più bassi di quelli che siamo capaci di sostenere noi. Sull'azione climatica, anche lì, 10 anni fa, 2015, si firmava l'accordo di Parigi e fa tenerezza girare per le strade di Parigi e vedere la città tappezzata di manifesti che ricordano questo evento. Dappertutto trovate dei manifesti in cui dice a Parigi 10 anni fa fu firmato l'accordo di Parigi, 195 paesi che per la prima volta sotto lo stesso tetto, capi di Stato di 195 paesi che firmavano un accordo fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra, il primo accordo globale firmato da tutti i paesi. 10 anni dopo non c'è più niente. 10 anni dopo ogni paese va un po' per conto suo, alcuni si sono ritirati, come sapete gli Stati Uniti, altri non si sono ritirati ma stanno rallentando moltissimo l'azione per ridurre le emissioni. L'unica che continua a avere obiettivi ambiziosi rimane l'Europa, ma anche in Europa ci sono atteggiamenti riluttanti o comunque contrastanti un'azione efficace di riduzione delle emissioni di gas serra. Quindi anche qui è cambiato, in 10 anni è cambiato radicalmente lo scenario, ed è cambiato soprattutto da quando è arrivato al potere per la seconda volta Trump. L'avete giustamente sottolineato anche voi, il sostegno a politiche climatiche si è drasticamente ridotto. Si è ridotto per l'arrivo di Trump, si è ridotto perché le guerre, il Covid prima, le guerre poi, hanno evidenziato altre priorità. Le risorse finanziarie sono scarse, quindi tendono a spostarsi laddove la politica individua delle priorità che in questo momento non sono il cambiamento climatico. L'opinione pubblica sembra non essere disposta a sostenere i costi della transizione. Possono essere anche costi di breve periodo, lo vedremo più avanti. In realtà oggi sappiamo che la transizione non è un costo, ma non è percepita questa che è una conclusione, che non è solo una conclusione scientifica, è una conclusione che per esempio l'Ocse, ve lo farò vedere, nel rapporto pubblicato ieri sottolinea. Nonostante questo, appunto, l'opinione pubblica fa fatica a sostenere in modo netto, anche per una divaricazione ideologica, no? Le destre sono più contrarie, le sinistre sono più favorevoli, e il tema non dovrebbe avere connotazioni ideologiche e purtroppo invece le sta assumendo. Questo dà vita, lo sottolineava la Presidente un istante fa, a due tipi diversi di negazionismo. Faccio vedere la copertina del libro di Roger Abravanel che abbiamo discusso a Venezia proprio un mese fa, in cui loro sottolineano questo emergere di due posizioni altrettanto capaci di rendere difficile, se non impossibile, un'azione efficace per ridurre le emissioni di gas serra.
E non sono soltanto i negazionisti del clima, che ormai sono in via di estinzione, il cambiamento climatico viene riconosciuto, direi, ormai da tutti, ma sono dei neonegazionisti capaci di un ragionamento più sottile, che riguarda le soluzioni, per esempio, dire c'è sempre qualcosa di meglio, c'è ben altro di meglio che si potrebbe fare, ma con questo atteggiamento si rinvia l'adozione di soluzioni che invece oggi sono direttamente disponibili. Il dibattito, per esempio, sul nucleare, che è ripreso anche in Italia, ha un po' questa conseguenza. Quando anche uno fosse convinto dell'utilità di questa soluzione nucleare, i tempi di realizzazione sono tali che non può essere utilizzata quell'argomento per rinviare le scelte. Eventualmente è una strada che può affiancarsi a cose che si devono fare subito, molto prima che una qualsiasi tipologia di centrale nucleare possa essere disponibile. Oppure si dice ma queste transizioni, per i motivi che vi avevo detto prima, danno un grande vantaggio ai cinesi, che sono i grandi fornitori di tecnologia. Può essere, ma il tema è un altro. In un mondo in cui i paesi commerciano e scambiano beni, la teoria dei vantaggi comparati spiega che si compra laddove costa meno, e noi potremo comprare da loro delle cose che non abbiamo e viceversa vendere loro delle cose che abbiamo. Tutto questo è stato spiegato molto bene nel rapporto che Draghi ha pubblicato qualche mese fa, in cui chiariva come non doveva essere considerata una minaccia la capacità cinese di produrre queste tecnologie su cui loro sono più forti. Dovevamo essere capaci noi di investire su altre tecnologie sulle quali, per esempio sul riciclo delle batterie, sulle quali noi possiamo essere sicuramente più competitivi. E non dimentichiamo che in termini di dipendenza tecnologica abbiamo una dipendenza tecnologica per quanto riguarda il digitale nei confronti delle grandi società americane, che è molto più preoccupante che non la dipendenza dalla fornitura di pannelli solari cinesi. Ma di questo secondo argomento si tende a non parlare. Tutti questi ragionamenti, tutte queste riluttanze, tutte queste deviazioni dalla strategia che dovremmo adottare per ridurre le emissioni di gas serra si scontrano con questa realtà. Questa è la dinamica dal 1900 in poi, ma insomma la crescita importante dal 1980 degli eventi estremi. Vedete come la crescita degli eventi estremi inizi circa nel 980 e poi cresca rapidamente a livello mondiale. Il numero di eventi estremi è crescente e cresce molto rapidamente, e allo stesso modo crescono rapidamente i costi di questi eventi estremi. Questi sono i dati di un assicuratore, anzi di un riassicuratore, che vi fa vedere come abbia una crescita esponenziale il valore medio che ogni anno si paga, e questa crescita è continuata anche negli ultimi anni, perché nel 23, che è l'ultimo dato che hanno pubblicato, il costo complessivo è stato di 280 miliardi di dollari a livello mondiale, che è un 0,28%, quasi lo 0,3% del PIL mondiale, che è tanto, perché se noi ogni anno nei paesi sviluppati cresciamo a tassi dello 0,9, 0,1, 0,7, questi sono i valori che riguardano l'Europa, un po' di più negli Stati Uniti, la perdita di 0,3 punti è all'incirca la perdita di metà, o se volete un terzo del tasso complessivo di crescita di circa l'1% che abbiamo in media nei paesi più sviluppati. Quindi è tanto che andiamo a perdere a causa di eventi estremi collegati, soprattutto la crescita collegata ai cambiamenti climatici. Inoltre questi costi sono anche molto mal distribuiti. Guardate qua, ad esempio, il 50% dei paesi più poveri subisce il 75% delle perdite, anche se contribuisce solo per l'11% delle emissioni. Quindi 50% dei paesi contribuiscono solo per l'11%, ma subiscono 3/4 del valore delle perdite complessive, pagano 3/4 del valore delle perdite complessive, perché sono i più danneggiati, sono quelli che vivono in aree geografiche più vulnerabili e pagano di più. Mentre guardate il top 10%, i 10% più ricchi hanno il 48% delle emissioni complessive e
soltanto il 3% dei danni. Quindi quasi niente, chi possiede il 76% della ricerca paga solo il 3% del danno complessivo. Quindi una fortissima iniquità nella distribuzione di questi impatti e dei costi relativi a questi impatti. Tutto questo a cosa è dovuto? È dovuto al fatto che la temperatura è aumentata, questo lo sappiamo tutti, e vedete queste curve lassù vi fanno vedere come già da 2 anni, quasi 2 anni, abbiamo raggiunto quel 1,5 gradi che tutti i paesi 10 anni fa a Parigi si erano impegnati a non superare. Abbiamo detto non possiamo aumentare le temperature medie mondiali di più di 1,5 gradi rispetto ai valori preindustriali. E invece 10 anni dopo ci siamo, anzi 23, da metà del 23, tutto il 24 e il 25 siamo sempre sopra 1,5 gradi rispetto ai valori preindustriali. Voi direte, che sarà 1,5 gradi? Perché ci preoccupiamo di 1,5 gradi? E invece 1,5 gradi è tanto. E perché è tanto? Perché nella storia delle società umane, questi sono gli ultimi 20.000 anni, questo grafico riproduce le temperature degli ultimi 20.000 anni, dall'ultima era glaciale ad oggi. E gli ultimi 10.000 sono quelli che ci riguardano da vicino, sono gli anni in cui si sono sviluppate le società umane, quelle in cui l'uomo esiste da ben prima, ma da circa 10.000 anni sappiamo che ci sono delle società organizzate. Da 10.000 anni in questa parte le temperature hanno oscillato anche molto, ma sempre in una fascia che va da 0,5 grado a più 0,5 grado, da meno 0,5 grado a più 0,5 grado. Ci sono stati tanti cambiamenti, abbiamo avuto periodi molto freddi come nel Medioevo o periodi più caldi come all'epoca dell'Impero Romano, ma sempre dentro questa fascia di oscillazione, meno 0,5 grado, più 0,5 grado medio mondiale. Adesso siamo a più 1,5, cioè 3 volte tanto il valore più elevato degli ultimi 10.000 anni. È questo che fa la differenza, non è il 1,5 gradi perché oggi fa caldo e sicuramente abbiamo 10 gradi in più di 2 settimane fa, è il valore medio su scala mondiale, che quindi tiene conto delle variazioni stagionali di tutti i paesi che siano più a nord oppure più a sud, e che va confrontato rispetto ai valori storici. Se oggi abbiamo 1,5 gradi, significa che abbiamo 3 volte il valore più elevato mai sperimentato dalle società umane. E questo pure dovrebbe darci motivo di preoccupazione, perché queste sono le concentrazioni di gas serra. Anche qui 800.000 anni siamo capaci, adesso grazie tra l'altro a un lavoro che fa Ca' Foscari, arriveremo a 1 milione di anni, 1.200.000 anni, perché abbiamo appena trasportato dall'Antartica una carota di ghiaccio che ci permetterà di ricostruire le temperature nei nostri laboratori, oltre che a quelli di Berna e di altri istituti europei, fino a 1,2 milioni. Adesso siamo a 800.000 anni all'indietro e voi vedete che per 800.000 anni, e abbiamo avuto anche lì enormi oscillazioni, le concentrazioni di gas serra sono sempre state sotto le 300 parti per milione. In 100 anni siamo arrivati a 425, quindi siamo sopra, quasi il 50% sopra il valore più alto degli ultimi 800.000 anni. È questo che rende estremamente rischioso il mondo in cui viviamo. Abbiamo dei valori climatici che non abbiamo mai sperimentato prima e quindi è anche difficile riuscire a prevedere quello che succederà da adesso in poi, perché in un mondo come questo gli umani non hanno mai vissuto. Siamo cavie di un cambiamento, di una transizione verso un sistema ambientale molto diverso da quello che abbiamo sperimentato fino ad oggi. Dove stiamo andando? Stiamo andando verso i 3 gradi, 2,7-3 gradi. Le ultime stime, previsioni che sono tra l'altro sempre smentite perché troppo timide, non perché catastrofiste, ma sempre perché troppo ottimiste rispetto a quello che sta succedendo, perché la dinamica del cambiamento è esponenziale e noi invece tendiamo a pensarla sempre lineare. E in effetti già nel 1932,
quindi fra 7 anni supereremo in modo permanente il 1,5 gradi e siamo tendenzialmente su una traiettoria per raggiungere i 2,7-3 gradi rispetto ai livelli preindustriali, che vuol dire un altro 1,5 gradi, un altro 1,2 gradi, 1,5 gradi rispetto ai valori di oggi. Questi sono i valori medi mondiali. Vediamo invece l'Europa. L'Europa messa peggio, perché in Europa siamo già a oltre 2 gradi di incremento rispetto ai valori preindustriali. In media siamo appunto 2,3, l'Italia 2,1, la Germania 2,5, però l'Europa ha già incrementi di temperatura media superiori ai 2 gradi e nell'Artico anche peggio, perché siamo a più 3,3 gradi, quindi l'Artico, lo vedremo fra poco, si sta sciogliendo perché la temperatura lassù è aumentata più di quello che è aumentata in media mondiale. Le conseguenze di tutto questo, ma le conoscete, non ci perdo neanche tanto tempo, preferisco farvi vedere qualche dato in più, ma comunque sono lo scioglimento di ghiacci, l'innalzamento dei mari, le ondate di calore, gli eventi estremi, sono tutte le conseguenze fisiche di questa situazione nuova in cui oggi ci troviamo. Partiamo per esempio dal livello del mare. È già successo, questo è il passato, che il livello del mare sia aumentato dal 95 ad oggi di circa 10 centimetri, 25 centimetri nell'ultimo secolo, negli ultimi 100 anni. Che cosa ci aspetta? Ci aspettano altri 45 centimetri di incremento del medio mare, inevitabilmente, perché altri 45 centimetri rispetto ai 25 di quest'ultimo secolo saranno realizzati, li vedremo realizzati, a causa di questo incremento di 1,5 gradi. Quindi il 1,5 gradi che abbiamo finora conseguito ci porterà inevitabilmente, anche se domani smettessimo di emettere, se azzerassimo le emissioni domani, non c'è scampo, avremo comunque un incremento di altri 45 centimetri. Il che non vuol dire fare del catastrofismo o non serve agire, vuol dire, attenzione, che se non andiamo a 1,5 gradi, l'incremento nel caso di 2 gradi potrebbe essere di 60, se andiamo a 3 gradi ancora di più, quindi 45 rimane comunque un obiettivo importante perché le cose non siano molto peggiori di quelle che sarebbero se avessimo un incremento anche superiore del 1,5 gradi. Però 45 centimetri sono oramai inevitabili, quindi dobbiamo attrezzarci, organizzarsi, e alcuni paesi come l'Olanda già stanno facendo grandi investimenti per proteggere le coste, investimenti addizionali rispetto a quelli tradizionali che loro avevano con le dighe di protezione e così via. Oggi stanno spostando le infrastrutture per poter far fronte a un incremento del mare di questo tipo. Però insomma questo è quello che sappiamo succederà e dobbiamo prepararci a un mondo diverso da quello che abbiamo oggi. Guardate l'Artico. L'Artico, la superficie nel 1980 era quella in bianco, quella del 24 e quella in azzurrino che vedete là sopra si è praticamente dimezzata la superficie dell'Artico. E sappiamo che più o meno entro la fine del secolo, a settembre di ogni anno, sarà completamente privo di ghiacci. Questo apre possibilità interessanti, oltre che provocare qualche problema di ulteriore innalzamento del mare, perché lo scioglimento dei ghiacci artici per espansione termica implica un incremento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacci antartici anche peggio, perché in quel caso è ghiaccio che si trasforma in acqua e si sposta negli oceani, mentre nel caso dell'Artico è ghiaccio che prende una forma diversa ma rimane lì come consistenza. Nel caso dell'Antartica invece avremo dell'acqua in più negli oceani, quindi l'incremento del mare sarebbe molto, molto maggiore. Per fortuna in Antartico lo scioglimento è molto più lento, perché in Antartico l'incremento della temperatura è di circa 1 grado, quindi per il momento al di sotto della media. L'Artico si scioglie, effetti negativi, effetti positivi, perché si aprono nuove rotte, i passaggi a nord-est e i passaggi a nord-ovest saranno navigabili, nuove risorse, soprattutto minerali, ed è questo che spiega l'attenzione oggi di molti paesi per l'Artico e per il controllo dell'Artico, perché non esiste un trattato internazionale che regoli
la proprietà e il transito di quelle zone. Quindi questo è quello che succederà. Ecco, vi faccio vedere come appunto anche negli scenari più ottimistici i ghiacci dell'Artico a fine secolo saranno a settembre inesistenti, anche negli scenari più ottimistici, anche quelli in cui riuscissimo ad avere un incremento di temperatura intorno a 1,5 gradi o al di sotto dei 2 gradi. Volevo sottolineare come tuttavia non ci siano soltanto impatti fisici dei cambiamenti climatici, ci sono anche impatti sociali, economici e sociali. Qui insisto su quelli sociali, poi torneremo anche su quelli economici, perché sono talvolta sottovalutati, sottoconsiderati. Questi sono quelli principali, le disuguaglianze, le migrazioni, i conflitti, i rischi per la salute, sono tutte implicazioni importanti che hanno implicazioni anche economiche, ma soprattutto implicazioni sociali. Guardate, questo è il dato relativo alle terre che sono soggette a siccità. Ancora dal 1950 al 2024, quindi quello che è già successo, non quello che succederà. Vedete che è già successo che l'incremento delle terre soggette a siccità per più di 6 mesi, quindi una siccità grave per più di 6 mesi all'anno, è cresciuto in modo esponenziale. L'area rossa che vedete là sotto è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 20 anni. E sono cresciuti anche gli altri, però, anche quelli che hanno siccità che durano un mese o che durano 3 mesi, con una crescita rilevantissima che rende la produzione agricola in questi territori estremamente difficile. Quando questi territori non sono più adatti a produrre agricoltura, quelle popolazioni soffrono ovviamente di mancanza di sostentamento e tendono a spostarsi in aree in cui possono riuscire a produrre. Decessi da ondate di calore. Guardate la curva sotto ci dice che da circa 150.000 all'anno nel 2000 sono raddoppiate, sono circa 300.000 24 anni dopo, quindi c'è stato un raddoppio in 20 anni delle persone che muoiono, normalmente sono persone più anziane, che quindi muoiono in anticipo a causa di ondate di calore. Malattie, vedete come tutte queste curve crescenti, non ci perdo troppo tempo, ma vi dà un'idea di come ci sia questa crescente diffusione di malattie che erano confinate in alcuni paesi, in zone tropicali, in aree che in qualche modo impattavano poco i paesi più sviluppati, che invece adesso tendono a diffondersi in modo crescente. Anche questi sono i dati relativi al passato, non al futuro, non sono proiezioni, è quello che è già successo. Guardiamo ai morti per inquinamento urbano, è un tema collegato, non è direttamente legato al cambiamento climatico, perché questi non sono decessi legati al clima che cambia, sono decessi però legati alla produzione di combustibili fossili, per cui se riuscissimo a ridurre i combustibili fossili attrarremo un secondo beneficio, che è quello di evitare queste morti. In Europa, i dati sono quelli ufficiali dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, sono circa 250.000 all'anno, persone che muoiono per problemi respiratori o cardiovascolari legati appunto all'inquinamento urbano, in particolare da PM2.5. Il focus oggi è su queste particelle che si chiamano PM2.5, che sono quelle che impattano di più sulla salute delle persone. E tutto questo stranamente non desta grande preoccupazione in una zona come la pianura padana, tra l'altro dove questo fenomeno è più accentuato che non in altre zone d'Europa. Migrazioni, questi sono numeri che ha prodotto la Banca Mondiale recentemente. Banca Mondiale molto preoccupata da questo fenomeno, perché la quantità di migranti da queste diverse aree è attesa a essere crescente nel tempo, è molto rilevante nel 2050, con una caratteristica: saranno essenzialmente migrazioni interne, non saranno migrazioni internazionali. Migrare a livello internazionale costa, e queste
e questi migranti saranno essenzialmente migranti interni, ma migranti interni vuol dire che andranno ad occupare aree di paesi che sono già abitate da altre popolazioni e scateneranno di conseguenza dei conflitti locali, ma comunque dei conflitti che penalizzeranno la crescita economica di questi paesi, crescita economica di cui abbiamo anche noi bisogno, perché sono i nuovi mercati, quelli africani, asiatici o latinoamericani, che nei prossimi anni dovrebbero garantire un'ulteriore crescita economica. E questa situazione ovviamente penalizzerà moltissimo queste prospettive di crescita, ovviamente a meno che non facciamo delle azioni, delle misure, le soluzioni di cui parlavamo prima per riuscire ad attenuare questo fenomeno. Parlavo dei conflitti, qua cito una dichiarazione dell'ex ministro, da poco ex ministro degli affari esteri tedesco, che ha prodotto un documento molto interessante sui cambiamenti climatici, come minaccia la sicurezza del paese, lo vedevano proprio dal punto di vista della Germania, minaccia la sicurezza del paese perché l'instabilità legata alla difficoltà di produrre, soprattutto in agricoltura, risorse sufficienti in molti paesi, genererà conflitti che si ripercuoteranno anche nei paesi sviluppati e lo dice in modo molto chiaro: chi pensa alla sicurezza deve pensare anche al clima, deve pensare a risolvere anche il problema dei cambiamenti climatici, altrimenti non avremo quei livelli di sicurezza che tutti auspichiamo. Quindi, in sintesi, giusto per completare questa rapida carrellata degli impatti principali dei cambiamenti climatici, abbiamo impatti crescenti che non sono soltanto ambientali, ma sono anche sociali e sono soprattutto economici, impatti mal distribuiti che penalizzano alcune regioni del mondo o alcune fasce della popolazione più di altre e accentueranno questa disuguaglianza, i cambiamenti climatici. I ricchi, i paesi più sviluppati, le fasce di popolazioni più ricche riusciranno meglio degli altri a proteggersi e a subire meno conseguenze, mentre i più poveri, i più fragili avranno impatti superiori. Tutto questo non è detto che debba succedere, alcune cose sono irreversibili, ve l'ho detto prima, altre possono essere modificate, basterebbe che scelte oggi, perché poi un'altra cosa che va sottolineata è che ci abbiamo messo più di 100 anni ad arrivare in questa situazione, più o meno 150, no? Circa dall'860-870 che la rivoluzione industriale ha portato con sé l'uso dei combustibili fossili. Circa 150 anni per arrivarci, e non è che tornare indietro si fa in 5 o 10 anni. Ci vorrà molto tempo, 50, 60, 70 anni, prima di vedere significative variazioni della temperatura in senso opposto rispetto a quello che abbiamo provocato fino ad ora. E quindi l'azione per riuscirci, l'azione per arrivarci deve essere intrapresa il più presto possibile, perché altrimenti se perdiamo altro tempo, come abbiamo perso dal 90 in poi, perché più o meno dal 90 in poi che queste cose sono note, se perdiamo altro tempo l'intervento rischia di arrivare troppo tardi. Ecco perché vi dicevo che abbiamo perso tempo, perché dal 90 in poi le emissioni a livello mondiale sono sempre cresciute, sono diminuite solo in 3 anni, e sono l'anno in cui l'Unione Sovietica si è dissolta, perché la produzione industriale dell'Unione Sovietica, che faceva ampio uso di carbone, si è fermata improvvisamente, quindi le emissioni sono ridotte, la crisi finanziaria del 2008-2009 e il Covid. Questi sono i 3 casi in cui le emissioni, 3 casi anomali, 3 eccezioni in cui le emissioni si sono ridotte. In tutti gli altri casi le emissioni sono cresciute, e quindi nonostante tutto quello che abbiamo visto prima, nonostante sappiamo quello che succederà, sta succedendo e succederà, le emissioni non si riducono. E il costo di non fare, il costo dell'inazione, è stato calcolato da tantissimi studi di ricerca. Questo che è stato pubblicato su Nature l'anno scorso è forse lo studio più affidabile, uno studio molto accurato che ha diviso il mondo in 1600 diverse regioni, quindi 1600 pezzettini, e per ciascuna ha provato a calcolare il costo
del cambiamento climatico nello scenario 1,5 gradi e nello scenario 3 gradi. Noi stiamo andando verso i 3 gradi, la perdita che viene ipotizzata, simulata attraverso questi modelli è di 10 punti di PIL, una perdita del 10%, nel caso invece di 1,5 gradi di incremento della temperatura, cioè rimanere dove siamo oggi, la perdita sarebbe del 3%, quindi il costo dell'inazione sono 7 punti di PIL, che, ripeto, è un numero enorme rispetto ai tassi di crescita a cui siamo abituati negli ultimi anni. Quali sono le soluzioni? Cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto le traiettorie che oggi caratterizzano le emissioni sono quelle che adesso ho rappresentato lì. La parte in nero è quella che abbiamo visto prima, no? Dal 90 al 2020, e quelle in rosa sono le traiettorie delle emissioni se adottiamo le politiche che abbiamo deciso finora, quindi se facciamo quello che abbiamo già deciso, quello che stiamo già facendo, perché non è che non stiamo facendo nulla, farò vedere che anzi molte iniziative sono in atto, molti investimenti si stanno realizzando, però con quello che abbiamo deciso finora arriveremo a stabilizzare le emissioni e quindi su una traiettoria leggermente al di sotto dei 3 gradi, mentre per riuscire a stare a 1,5 gradi dovremmo azzerare le emissioni al 2050, per stare sotto i 2 gradi abbiamo un po' più di tempo, dovremmo azzerarle per fine secolo, 2080, fine secolo, quindi sotto i 2 gradi abbiamo qualche chance in più di arrivare. Al 1,5 gradi è complicato perché già siamo a 1,5 gradi e riuscire ad azzerare le emissioni al 2050 in soli 25 anni è molto difficile. Se pensate soprattutto a quello che abbiamo fatto nei 25 anni precedenti, avete visto prima, nei 25 anni precedenti crescita regolare delle emissioni, e adesso dovremmo riuscire in 25 anni ad andare a zero. È piuttosto complicato e ve lo farà vedere. Questo è un altro studio che dà conclusioni simili. Siamo sulle traiettorie rosse, oggi siamo tendenzialmente sulle traiettorie rosse, dovremmo andare sulle blu, riuscire ad azzerare le emissioni al 2050. Come? Beh, tutti i settori dovrebbero fare la propria parte. In nero vedete il settore di produzione di energia elettrica, è il più facile da decarbonizzare, quello per il quale abbiamo già tutte le tecnologie e le tecnologie sono già più convenienti che l'uso dei combustibili fossili. E quindi questa è una tavola prodotta da McKinsey, non da degli ambientalisti, sono consulenti aziendali internazionali molto rinomati che dicono: guardate, le emissioni del settore elettrico potrebbero azzerarsi molto rapidamente perché abbiamo tutte le soluzioni a disposizione. Il settore dei trasporti è un po' più difficile, quello degli edifici ancora più difficile, però anche questi progressivamente dovrebbero azzerare le emissioni al 2050, dove non si riesce è l'industria, perché alcune industrie, quelle che vengono chiamate industrie hard to abate, che sono l'acciaio, il cemento, le ceramiche, la carta, sono tutte quelle che richiedono alte temperature. Ad oggi non conosciamo con quale tecnologie, oppure conosciamo le tecnologie ma non sono convenienti, poter azzerare le emissioni. In agricoltura, vedete che in questo grafico McKinsey ritiene che le emissioni in agricoltura non siano riducibili, anche perché l'agricoltura è la forma di sostentamento di base di gran parte della popolazione del pianeta, e queste emissioni in agricoltura devono essere assorbite attraverso, per esempio, lo sviluppo delle foreste. Quindi questo è quello che dovremmo fare, come anche qua l'Agenzia Internazionale per l'Energia ci dice che la ricetta è quella: un 25% delle emissioni complessive può essere ridotto con lo sviluppo delle rinnovabili, un altro 25% aumentando l'efficienza energetica, per capirci isolando meglio gli edifici o usando le lampadine a LED, un altro 19% verrebbe da una maggiore elettrificazione, per esempio elettrificazione dei trasporti, e poi abbiamo un 12% di idrogeno da usare soprattutto per stabilizzare le reti attraverso dei meccanismi di immagazzinamento dell'energia, e un 8% attraverso la cattura del carbonio
dagli impianti che devono continuare, perché non abbiamo soluzioni tecnologiche alternative, devono continuare ad usare i combustibili fossili. Questo è il quadro come viene disegnato. Faccio notare una cosa, vedete che nel grafico che vi ho fatto vedere prima, quest'area è negativa, vuol dire che le emissioni devono andare sotto lo zero. Le emissioni non possono andare sotto lo zero, no? Le emissioni sono positive per definizione, perché nel momento in cui brucio combustibili fossili crea emissioni. Quindi quello vuol dire, sotto lo zero, vuol dire che devo rimuovere una parte delle emissioni già prodotte nel passato. Quindi non basta azzerare le emissioni prodotte fino ad oggi, devo prendere anche una fetta di quelle prodotte nel passato e riuscire ad eliminarla dall'atmosfera. Operazione molto complicata, perché nell'atmosfera di concentrazione di gas serra ce n'è pochissime. Le 300 parti per milione di cui parlavamo prima è uno 0,03%, eppure è fondamentale, perché la vita sul pianeta Terra dipende da questo 0,03%, non può essere di più e non può essere di meno. Se è di meno andiamo verso un clima molto freddo, se è di più andiamo verso un clima molto caldo. Quindi è una piccola percentuale che garantisce la stabilità, questa specie di serra che abbiamo intorno all'atmosfera, che garantisce la stabilità della nostra temperatura. E andare a prendere questa piccola percentuale dall'atmosfera e immagazzinarla da qualche parte in cavità geologiche o negli oceani è un'operazione complicata. Ci sono dei tentativi, ci sono degli impianti pilota, ce ne sono in Islanda, realizzati dal Politecnico di Zurigo, ce ne sono in California, realizzati dalla Columbia University. Cioè, ci sono tentativi di questo tipo, ma non ci siamo ancora, i costi di queste operazioni sono ancora troppo elevati per poter essere realizzati su larga scala, ma potremo nei prossimi 20 anni, 30 anni, arrivare a trovare tecnologie in grado di tirar via la CO2 già immessa all'atmosfera e quindi riuscire a stare sotto intorno quel 1,5 gradi che ci siamo dati come obiettivo, o almeno al di sotto dei 2 gradi, sarebbe già un grande risultato stare al di sotto dei 2 gradi. Qui vedete come appunto la capacità di catturare la CO2 sia molto molto bassa, 2024-2025 è molto bassa, avremo bisogno di crescere tantissimo e purtroppo ad oggi queste capacità tecnologiche non ce le abbiamo. Vi ho parlato di tanti cambiamenti esponenziali, crescite degli impatti di cambiamenti climatici, ma non ci sono soltanto questi, c'è un altro cambiamento esponenziale che è il costo delle soluzioni. Ed è, se volete, la nota di ottimismo, una delle 2 note di ottimismo che volevo lasciarvi in eredità oggi, prima della fine di questa conversazione. Guardate quello che è successo. Il costo di queste soluzioni, guardate i pannelli fotovoltaici, questa è la diminuzione del costo dei pannelli rispetto alla capacità produttiva, cioè più si produce e meno costi, e questo invece rispetto al tempo, dal 2010 al 2023, vedete come il costo da 0,46 per kilowattora sia sceso a 0,044 per kilowattora, quindi un fattore 10 volte meno costoso in circa 10 anni. E la stessa cosa, vedete, vale anche per l'eolico, la decrescita fortissima dell'eolico, quindi fotovoltaico, eolico, l'eolico offshore, quindi l'eolico marino, anche questo ha avuto una decrescita meno forte ma importante, mentre il nucleare ha dei costi crescenti e il carbone dei costi stabili. Quindi le tecnologie rinnovabili, vedete che hanno raggiunto livelli di costo molto inferiori a quelli delle altre tecnologie, in particolare del carbone che era la più economica, poi c'è il gas e poi c'è il petrolio. Ma rispetto ai combustibili fossili siamo a dei costi estremamente più bassi, ed infatti, siccome gli investitori non sono stupidi e guardano alla convenienza economica, voi vedete come la quantità di energia elettrica prodotta con le rinnovabili, di nuova energia elettrica prodotta con le rinnovabili, supera il 90%, cioè tutti i nuovi impianti non sono fatti con i combustibili fossili, sono fatti con le rinnovabili.
In 4 anni gli Stati Uniti, che sono gli Stati Uniti, non certo il paese leader in questo campo, ha raddoppiato la produzione con rinnovabili e la quota della produzione di energia elettrica negli Stati Uniti con le rinnovabili è passata dal 12% al 24% in soli 4 anni. In Cina è moltiplicata per 4 e sono quasi al 50% della produzione complessiva di energia elettrica realizzata con rinnovabili. In Europa lo stesso, siamo circa al 40%. Non dobbiamo pensare soltanto all'Italia che è un po' in ritardo, anche se noi siamo avvantaggiati dall'idroelettrico che entra in questa classificazione, quindi che ci permette di avere risultati vicini alla media europea. Però insomma a livello mondiale questa è la situazione, tutta la nuova energia o quasi tutta viene prodotta con le rinnovabili. Guardiamo le batterie, questo vedete è il prezzo delle batterie al litio. Guardate la discesa del prezzo delle batterie al litio, anche qui più di 10 volte è scesa dai 1.500 circa dollari a kilowattora, siamo scesi a circa 15 dollari a kilowattora. Quindi riduzioni esponenziali e fondamentali per capire la convenienza della transizione. E infatti anche qui vedete come la crescita dei sistemi di immagazzinamento di energia, perché poi le batterie non devono essere associate soltanto alle auto. Queste batterie in realtà servono per immagazzinare energia a fianco degli impianti, dei grandi impianti solari, dei grandi impianti di produzione di energia solare, servono anche per le abitazioni. Chi ha un impianto fotovoltaico abbina dei sistemi di accumulo per poter avere l'energia accumulata di notte quando il solare non funziona. Servono come stabilizzatori delle reti e vedete come ci sia stata una crescita dal 2020 in poi, una crescita esponenziale, lo vedete qua, crescita esponenziale dei sistemi di accumulo. Perché? Perché le batterie costano molto, molto meno di quello che costavano 10 anni fa. I prezzi delle materie prime, no? Si dice, ma servono le materie prime, le materie rare, i materiali critici cinesi e i prezzi vanno alle stelle. Non è vero, i prezzi sono saliti tantissimo durante il Covid, ma perché mancava la produzione, la Cina era completamente chiusa e non c'era la produzione di queste materie prime. Ma post-Covid i prezzi sono ritornati giù. Il che vuol dire che non c'è un eccesso di domanda, non sono tutti lì che stanno cercando di acquisire questo tipo di materiali. I prezzi sarebbero crescenti se ci fosse un eccesso di domanda, non lo sono e quindi domanda e offerta si stanno equilibrando perché appunto ci sono molti investimenti per estrarre questi minerali, tra l'altro anche in posti che non sono la Cina. Vi dicevo di questo studio dell'Ocse, pubblicato ieri, e lo studio dell'Ocse dice conviene accelerare la transizione, conviene non ritardare, non rallentare come invece sostengono diversi partiti anche in Europa, ma conviene accelerarla. Di nuovo l'Ocse non sono sicuramente ideologici ambientalisti, è l'organizzazione per la cooperazione per lo sviluppo economico, come diceva Manuela all'inizio. E perché arrivano a questa conclusione? Perché loro dicono questa è la crescita nel caso in cui si adottino le politiche correnti e non si faccia nulla in più per accelerare la transizione. Mettiamoci delle politiche per la transizione, queste potrebbero avere degli impatti anche negativi su certe industrie, su certi paesi, su certe attività economiche, lo sappiamo, il settore del fossile o quello delle auto a motore endotermico saranno sicuramente penalizzati come altre industrie che pagherebbero di più per l'energia e stimano questo costo delle politiche all'incirca in un punto di PIL in meno, no? Quindi meno 0,9 nella crescita, però dicono attenzione perché la transizione energetica ha anche dei benefici, andiamo ad usare energia che costa meno, l'abbiamo visto prima, le energie rinnovabili costano molto meno e quindi non compriamo più gas, non compriamo petrolio, possiamo usare energia solare eccetera, questa costa meno, quanto vale? Circa un 0,3% del PIL. Poi c'è quello che chiamano revenue recycling, che cos'è? È che le politiche fiscali
che servono per stimolare l'uso delle rinnovabili e disincentivare l'uso dei fossili, producono un gettito che può essere usato per, ad esempio, sussidiare le rinnovabili, piuttosto che la ricerca scientifica sulla rimozione della CO2, piuttosto che aiutare le famiglie a installare delle pompe di calore nelle case. E questo produce uno 0,1 di beneficio. E poi il beneficio più grande viene dall'investimento, perché tutto questo succede perché stiamo investendo su un modello di sviluppo diverso dal precedente, e questi investimenti, lo sappiamo da sempre, lo sappiamo da Keynes in poi, generano crescita, e la stima è che un più 0,7 della crescita economica possa essere ottenuto da questi investimenti addizionali necessari ad accelerare la transizione. Il risultato è che alla fine del percorso, questo è il 2040, ma ho i dati anche relativi a traiettorie temporali più brevi, nel 2040 il guadagno sarebbe 0,2, quindi la transizione non costa, anzi una transizione accelerata produce un beneficio economico in termini di maggior PIL. Questo è lo stesso tipo di analisi al 2030, 35, 40. Il 40 è identico, il 30 e il 35 vi fanno vedere che il beneficio è un po' più basso, ma comunque c'è sempre, anche al 2030, un beneficio economico dall'accelerare la transizione per i motivi che vi ho appena spiegato. Mentre i costi del non fare sono i danni economici che riceveremmo dai cambiamenti climatici, e queste sono le stime che loro fanno di questi impatti. Possono essere bassi, intorno allo 0,2% del PIL, o molto alti, intorno al 2,9-8% del PIL, dipende dai modelli, dalle simulazioni, ma è poco importante, cioè quello che conta è che anche senza considerare questi benefici, perché vado a evitare questi danni, quindi sono di benefici economici l'evitare questi danni, anche senza considerare i danni evitati, la strategia di investimento per transitare ad un mondo basato sulle rinnovabili, o comunque che esclude i fossili, poi escludere i fossili non vuol dire solo rinnovabili, vuol dire idrogeno, potrà voler dire anche nucleare dopo il 2050, potrà dire molte cose, ma uscire con combustibili fossili porta i benefici che vi ho fatto vedere prima. Tutto bello? Quasi, perché creare consenso su questo tipo di transizione richiederebbe che tutti beneficino più o meno allo stesso modo. Non è così, perché appunto alcuni settori guadagnano, altri perdono, alcune fasce di popolazione guadagneranno, altre no, alcuni paesi, aree geografiche avranno dei benefici ed altre no, e anche in termini generazionali. Questo è un beneficio che va soprattutto alle generazioni future e un po' meno alle generazioni presenti, quindi ci sono delle asimmetrie che rendono difficile costruire un consenso su questi argomenti. E poi servono risorse finanziarie importanti. Ho ancora un po' di tempo? Sì? Perché adesso devo parlare di soldi, quindi partendo dal rapporto Draghi, perché questa tabellina, che molti hanno ignorato, è contenuta nella parte B. Il rapporto Draghi è fatto di due volumi, una parte A, 60 pagine, che più o meno tutti hanno letto, e una parte B, 350 pagine, che nessuno ha letto. Le 350 pagine contengono tanti risultati interessanti, tra cui questa tabellina che dice quanto costerebbe la transizione energetica nel settore elettrico, nel settore dei trasporti. Lui dice circa 450 miliardi in più. La Commissione europea aveva pubblicato uno studio in cui diceva una cosa simile, 392 miliardi in più. Quindi più o meno, se dovesse tornare a casa e qualcuno vi chiedesse ma quanto costa la transizione? Beh, la transizione non costa, l'abbiamo visto prima, perché alla fine produce un beneficio, ma richiede un investimento di circa 400 in Europa, di circa altri 400 miliardi. Tanti o pochi, sono tanti o pochi 400 miliardi all'anno, non stiamo parlando di 400 miliardi di soldi all'anno, sono abbastanza perché oggi ne spendiamo circa 400. Quindi dovremmo raddoppiare da 400, passare a circa 800, raddoppiare l'investimento complessivo.
Ma non è una cifra impossibile, perché il piano di spesa che abbiamo messo in campo post-Covid, il famoso recovery plan post-Covid, valeva circa 800 miliardi nell'arco di 4 anni, 5 anni, quindi non sono numeri al di fuori delle possibilità dell'Unione Europea. Infatti, vedete come, e questa se volete è l'altra notizia positiva che di nuovo vi fa vedere una dinamica esponenziale, questi sono gli investimenti complessivi a livello mondiale. Anche qui è straordinario come in soli 5-6 anni, gli investimenti siano quadruplicati, da 500 miliardi all'anno a più di 2000 miliardi all'anno. E perché? Perché sono diventati convenienti. E questo è il grande cambiamento che ha caratterizzato quest'ultimo decennio. La transizione energetica, la transizione ecologica, il controllo delle emissioni, la traiettoria verso un mondo a zero emissioni è diventata conveniente e sta attirando investitori. Dovremmo tentare di aiutare questo processo, di favorirlo di più, migliorando i sistemi autorizzativi, cercando di aiutare chi non ha le risorse per fare questo investimento, perché non tutti abbiamo queste risorse, riducendo il rischio attraverso dei sistemi assicurativi. Sono tante piccole cose, ma non serve più sussidiarli, perché qui abbiamo una convenienza economica evidente. Quadruplicare in solo 5 anni l'investimento in queste tecnologie è sicuramente un cambiamento epocale. Vedete come quest'anno, questo è un dato recentissimo dell'Agenzia Europea dell'Energia, quest'anno gli investimenti in rinnovabili hanno raddoppiato, sono il doppio rispetto agli investimenti in combustibili fossili. E questi sono i mercati, non sono i giovani ambientalisti, sono gli investitori che hanno deciso di lasciar perdere i combustibili fossili e di spostarsi, ovviamente non tutti, e qualche renitente, riluttante c'è, e ce l'abbiamo anche in Italia, però i risultati a livello mondiale sono questi. Il doppio rispetto ai combustibili fossili viene oggi investito in rinnovabili. Qui vedete i dati paese per paese, quindi l'Unione Europea è a 380, lo dicevo prima, circa 400, dovremmo raddoppiare il nostro investimento, ma guardate la Cina ha già sopra gli 800 miliardi all'anno di investimenti in tecnologie verdi, che, ripeto, non sono solo le rinnovabili, sono anche l'idrogeno, e l'elettrificazione, l'efficienza energetica, sono tante cose, la lista delle cose la trovate sul lato destro di questa slide. Ma quello che conta è che anche in Europa siamo a metà del guado, a metà della strada che dobbiamo riuscire a fare per realizzare l'obiettivo di mantenere l'incremento di temperatura a 1,5 gradi o poco più di 1,5 gradi, visto che a 1,5 gradi ci siamo arrivati, insomma sarebbe interessante rimanere almeno sotto i 2 gradi. Purtroppo, appunto, molto poco va ai paesi di sviluppo, il 10% circa va nei paesi in via di sviluppo e solo l'1,7% va in Africa. Quindi quei paesi che più sono soggetti agli impatti di cambiamenti climatici, l'abbiamo visto prima, sono anche quelli che ricevono meno risorse per far fronte ai cambiamenti climatici o per ridurre le emissioni di gas serra. Il perché dipende da tantissimi motivi, la rischiosità degli investimenti in questi paesi esiste ed è maggiore che da noi, è un rischio anche geopolitico, molti sono paesi instabili politicamente, anche se quello che vediamo negli Stati Uniti non dovrebbe più farci preoccupare di investire in Etiopia piuttosto che in Nigeria, visto che quello che sta succedendo lì. Gli investimenti cinesi in Africa ci sono soprattutto in infrastrutture, stanno cominciando adesso a vendere anche, prima non vendevano perché vendevano soprattutto internamente e nei paesi sviluppati, ma
Le decisioni di Trump che hanno tolto tutti i sussidi, erano circa 400 miliardi di dollari all'installazione di queste tecnologie, il Senato sta ancora dibattendo, ma il Congresso ha già votato per eliminarli. Il Senato è un po' attento perché molti di questi andavano agli stati repubblicani, e gli stati repubblicani non sono contenti di perderli. Però insomma il mercato americano in qualche modo si riduce per la Cina. Il mercato europeo c'è e sarà sicuramente uno sbocco che continua ad essere importante, ma hanno un eccesso di capacità produttiva importantissimo, hanno prodotto troppo per quello che oggi i mercati stanno assorbendo, e questo eccesso di produzione lo stanno spostando in Africa, realizzando infrastrutture di cui detengono anche il controllo. Quindi non stanno soltanto vendendo, stanno anche detenendo il controllo di questi nuovi impianti, ed è una situazione che dal punto di vista geopolitico dovrebbe pure preoccupare, perché controllare l'approvvigionamento di energia in questi paesi è una capacità, dà alla Cina una capacità di influenza molto superiore a quella che potremmo avere noi. Quindi questa è la situazione. Dove può trovare i soldi l'Europa? Beh, questo è un discorso un po' tecnico, ma magari accenno soltanto. Esiste un mercato dei permessi di emissione, quindi le società che emettono devono pagare una sorta di tassa che ha dei livelli crescenti nel tempo. L'anno scorso a livello mondiale ha generato circa 100 miliardi di dollari, in Europa 43 miliardi di dollari, e ha valori crescenti anche perché viene progressivamente estesa a sempre più industrie e dal 2026 anche ai normali cittadini, per esempio per l'uso delle auto, e quindi avremo dei valori crescenti che porteranno l'Europa a circa 195-100 miliardi di dollari di euro all'anno attraverso solo questo meccanismo. Già un quarto potrebbe venire da lì. Poi l'idea è quella di emettere debito comune, idea sottolineata da tantissimi, da Draghi stesso, ma da tantissimi altri, e soprattutto l'idea è quella di togliere i sussidi. Vedete come i sussidi ai combustibili fossili siano comunque oggi estremamente più elevati di quelli alle rinnovabili. Questi sono i sussidi oggi, 2023, ai combustibili fossili, e questi sono i sussidi alle rinnovabili di cui si parla tanto, ma che sono niente rispetto a quelli ai combustibili fossili. Questa è la dinamica dei sussidi ai combustibili fossili, sono un picco nel 22, poi sono scesi, ma vedete che 600-700 miliardi all'anno vengono comunque ancora oggi destinati ai sussidi ai combustibili. Basterebbe azzerare almeno il sussidio al combustibile fossile per recuperare gran parte delle risorse che ci servono per accelerare la transizione verso le zero emissioni. C'è un'ultima obiezione che voglio affrontare: ma perché l'Europa, che è quella più attenta a queste questioni, dovrebbe continuare a ridurre le emissioni visto che produce soltanto il 6,6% delle emissioni complessive? E qui vedete appunto come le emissioni complessive siano soprattutto della Cina, che però sta già facendo moltissimo per ridurle, degli altri paesi asiatici, poi abbiamo gli Stati Uniti, l'India, l'Europa sta qua giù e produce soltanto 6,6% delle emissioni mondiali. Perché dovremmo continuare? Beh, i motivi sono più di uno, e io penso che uno sia questo: abbiamo una responsabilità storica, perché quelle erano le emissioni dell'ultimo anno, queste sono le emissioni cumulate da quando abbiamo iniziato intorno alla fine del Novecento a usare i combustibili fossili. E vedete che Stati Uniti e Europa sono largamente i due, la Cina viene dal terzo posto, i due produttori storici complessivi più importanti, e quindi se c'è un problema oggi di cambiamento climatico è un problema provocato essenzialmente da Stati Uniti e di Europa. Abbiamo una responsabilità nel adesso provare a risolverlo, cioè chi ha fatto il danno è responsabile anche delle soluzioni e del riuscire a risolvere
il problema, e tra l'altro il problema può essere risolto in modo economicamente conveniente anche investendo nei paesi in via di sviluppo, perché esattamente appunto come fa la Cina potremmo usare questo come leva per una crescita economica oltre che per una influenza geopolitica da cui potremmo trarre guadagno. E quello del guadagno poi mi sembra l'elemento principale. Se vogliamo continuare su questa strada, probabilmente non lo facciamo per responsabilità storica, non lo facciamo per tutela ambientale, lo facciamo meramente per convenienza economica, ed è una convenienza economica che ha giorni recenti, che è emersa negli ultimi 5-6 anni, ma che è un driver fortissimo per quegli investimenti che servono, come abbiamo visto prima, per sostituire i combustibili fossili con altre tecnologie. I benefici economici sono tanti e più che appunto sul senso di responsabilità degli umani, conto sulla loro abilità per risolvere il problema. Grazie. Ci sono delle domande? Io di fronte a una trattazione così ampia che fa piazza pulita del dibattito fra catastrofisti e negazionisti, io chiederei se ci sono delle domande. Ci sono. Grazie. Innanzitutto complimenti professore, veramente una ottima spiegazione. E premetto, lei può anche rispondermi non è mio compito, oppure non ho in mente una risposta. Però la domanda è questa. Un punto critico, certamente, come lei ha evidenziato, è, chiamiamolo così, il consenso popolare. Ecco. Allora, per quella che è la mia esperienza professionale, io ho occasione di confrontare le tariffe elettriche spagnole con quelle italiane, e lei sa meglio di me qual è il quadro della produzione di elettricità in Spagna e in Italia. Allora, tenuto conto che non c'è una grande differenza in termini di quota di rinnovabili a livello annuale, ecco, tra l'Italia e la Spagna, però la Spagna ha delle tariffe elettriche che sono circa il 50% di quelle italiane. Perché? Ecco, la Spagna fa un conto economico globale del costo delle diverse fonti utilizzate e ne tira fuori il prezzo. In Italia siamo legati, come lei sa meglio di me, al prezzo del gas. Allora la domanda è questa: per avere questo maggiore consenso verso le rinnovabili, perché anche l'Italia non potrebbe finalmente abbandonare il riferimento al prezzo del gas nelle tariffe elettriche? Grazie. Un'ottima domanda, perché effettivamente paghiamo l'elettricità molto di più di quello che dovremmo. Tra l'altro circa il doppio della Spagna. Esatto, 30% più della Germania, che pure non è un paese pieno di sole. Molti sottolineano come questo sia un handicap. Pensate, che ne so, al presidente di Confindustria, sia un handicap per l'industria italiana tra i più importanti, e andrebbe risolto, quando la soluzione in realtà è davanti agli occhi, perché il dipendere dal prezzo del gas ha un senso economico perché il prezzo marginale, che vuol dire il prezzo dell'ultima unità di energia elettrica, è determinato dalla risorsa più costosa nel produrla, che in questo momento è il gas, è quello che costa di più. E quindi per garantire anche all'ultimo cittadino, all'ultima impresa il gas che gli serve, l'elettricità che gli serve, devo usare anche un po' di gas. Ma in realtà non è l'unico modo in cui il prezzo può essere fissato, e effettivamente
la soluzione spagnola o altre soluzioni simili potrebbero portare una forte decrescita dei prezzi dell'elettricità. Tra l'altro il sistema attuale permette alle società che producono energia con le rinnovabili di fare enormi profitti, molto di più di quelli che dovrebbero fare, perché vendono l'energia fatta con le rinnovabili al prezzo dell'energia fatta col gas. Quindi tutti i benefici di cui vi ho parlato prima, il fatto che costa meno, l'Italia li perde, perché continuiamo a vendere l'energia elettrica ai cittadini come se fosse tutta prodotta col gas. Un non senso, oppure uno si fa l'impianto fotovoltaico in casa e ovviamente il problema lo risolve, ma se uno usa l'energia elettrica distribuita da Enel o altre aziende che vendono energia in Italia, paga tutta l'energia come se fosse prodotta col gas. Qui servirebbe davvero un intervento normativo, il mercato non risolve questo problema. L'intervento normativo non c'è perché andrebbe largamente contro gli interessi dell'ENI e in questo paese per vari motivi, anche perché l'ENI dà un grosso contributo alle casse dello Stato, un intervento su questo argomento che andrebbe contro gli interessi dell'ENI è molto, molto difficile da immaginare. Però dovrebbe essere una delle prime cose che anche dei partiti di opposizione dovrebbero chiedere, perché è talmente evidente che questo sarebbe un modo per fare, invece che sussidiare, perché poi questo governo spende un sacco di soldi per sussidiare le famiglie più povere nei consumi di gas, che è un'altra enorme contraddizione. Quindi becchi e bastonati si usa dire. Voleva... Volevo salutarla, sono la mamma di Andrea Barbarani. Buonasera. Volevo chiederle un commento su una slide che lei ha fatto dove si evidenziava che la crescita del livello marino, del livello del mare, di 45 centimetri nei prossimi 30-40 anni, non mi ricordo, è già un dato che è scontato anche, anche se ci fermassimo nell'aumento del gas serra, diciamo, che produciamo. E quindi, a parte da veneziano, sono direttamente interessato a capire sto fatto, ma quindi vuol dire che quel livello lì di crescita non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, esattamente, ed è per questo che in città si è aperto questo dibattito sul MOSE, sulla durata del MOSE, per quanti anni il MOSE riuscirà a fermare le alte maree e impedire le inondazioni di Venezia. Perché quando arriveremo a più altri 45 centimetri, quelle barriere non saranno sufficienti per fermare. In realtà non solo le barriere, non avremo dei problemi anche lungo le coste, perché le barriere fisiche che limitano la laguna di Venezia, su mareggiate molto gravi con un livello del mare più elevato, potrebbero non essere sufficienti a fermare l'acqua. Quindi va ripensata completamente la difesa della città. Però questo è vero che abbiamo tempo, perché il movimento è lento e arriveremo ai più 45 a fine secolo, quindi abbiamo altri 75 anni davanti. Ma se pensate che tra l'inondazione di Venezia del 66 all'attivazione del MOSE sono passati circa 50 anni, forse pensare adesso non è del tutto sbagliato. Ma in Olanda hanno già cominciato, e anche lì non è semplice perché in qualche caso si ha di spostare degli interi paesi, però di fronte all'evidenza le persone sanno che progressivamente sono opere che vanno realizzate. Quindi abbiamo il tempo per studiare il problema e capire qual è la soluzione migliore, auspicabilmente una soluzione che non richieda 50 anni per essere realizzata e dei costi anche inferiori, perché il MOSE è pure costato tantissimo. L'Olanda ha determinato
Sì, perché come dicevo prima, quello che vi ho raccontato non sono evidenze emerse l'altro ieri, sono tanti anni che l'IPCC nei suoi rapporti ogni volta un po' meno ottimistici produce numeri di questo tipo, quindi muoversi nella giusta direzione non è impossibile e farlo per tempo non è impossibile. Sì, prego. Il microfono dove è finito? Dov'è? Grazie. Allora, in merito alla situazione veneziana, ho letto molto frettolosamente che il professor Orlando, che è stato insignito al premio Nobel per l'acqua, avrebbe una proposta da fare, perché il Mose, si sa, durerà ancora forse qualche 20 anni, 30 anni, ma poi dopo non sarà più possibile salvare Venezia dall'acqua alta, perché appunto nella migliore delle ipotesi saranno 40-45 centimetri, se non 1 metro. Anche il professor Mercalli ha detto che oggi l'Italia e il Mar Mediterraneo è già a intorno ai 2,4 gradi di aumento della temperatura, quindi stiamo andando in una maniera folle verso un riscaldamento di cui non sappiamo appunto gli esiti. Però ecco, a tutto questo mancano i fondi per la ricerca, quindi pensiamo anche ai minor sussidi al CNR, cioè la ricerca è molto penalizzata. Come si può far fronte a questo problema se i soldi per la ricerca sono minori e invece dovremmo spenderne di più, come anche lei diceva prima, cioè l'innovazione porta ricchezza? Mi permetto di darle una risposta un po' controcorrente. Non è proprio vero che i soldi della ricerca sono pochi. Negli ultimi anni, grazie al PNRR, sono arrivati molti soldi alle università e ai centri di ricerca e dubito che li abbiamo spesi bene. Quindi quest'anno sono un po' diminuiti, però la diminuzione di quest'anno è niente rispetto al di più che avevamo avuto negli anni precedenti, perché se io fossi un rettore non mi lamenterei tanto. Direi, insomma, rimbocchiamoci le mani e spendiamo bene i soldi che abbiamo avuto negli anni prima. Spendiamoli meglio, anche perché adesso ci hanno permesso di spenderli anche oltre il 2026, quindi possiamo usare queste risorse per periodi più lunghi. Credo che sia un problema di direzionamento della ricerca, cioè, dobbiamo fare delle scelte un po' più coraggiose e dire dove queste risorse vanno indirizzate. E su questi argomenti ovviamente servirebbe di più, perché il tema del cambiamento climatico, essendo molto interdisciplinare, è un tema che non viene riconosciuto da nessuna disciplina, o molto meno che altri argomenti all'interno di ciascuna disciplina. E non esiste in Italia un gruppo di ricerca, un settore di ricerca, il Ministero lo chiama settori, che si chiami cambiamento climatico. Nel piano nazionale di ricerca non è nemmeno menzionato, perché appunto è tutto distribuito secondo una concezione, che è quella delle vecchie facoltà, dei dipartimenti, dei settori scientifico-disciplinari dentro i quali si fanno i concorsi, che è vecchia e andrebbe sicuramente rivista. Però insomma queste sono cose molto tecniche, la sostanza è che non mi sembra tanto un problema di risorse di ricerca, ma di direzione di ricerca. Dovremmo anche spingere di più l'innovazione, che è il passetto successivo alla ricerca. Le università, con poche eccezioni, i politecnici per esempio, un po' le università più tecniche vanno un po' meglio, ma tutte le università dovrebbero muoversi di più sull'innovazione, che vuol dire il passaggio successivo, quello che trasforma la ricerca in una start-up piuttosto che in un brevetto che a sua volta diventa poi una iniziativa industriale. Su attività in collaborazione, quelle sono il cuore del PNRR. Il PNRR è stato concepito così.
Peccato però che gli hub di ricerca non siano stati dotati di personale e quindi alla fine si sono trasformati in una distribuzione di una grande torta a tante università che continuano ad usarle più o meno come prima. Quindi, insomma, però, ecco, prego. Sì, buonasera professore. Mauro Roglieri, sono un po' del settore, quando mi occupo di energia, insomma, e anche di emissioni CO2. Quello che volevo chiederle era, visto che insomma in molti, no, siamo un po' consapevoli, almeno chi si occupa di questi argomenti, insomma, della situazione e anche di quelle che sono le politiche in Italia, no, e da chi sono un po' governate, l'ha appena detto lei, insomma, no, da molti anni, insomma, la politica un po' energetica in Italia la fa un po' l'ENI, no? E le sue varie cose. Quello che volevo chiedere è, visto il suo punto di osservazione, insomma, sempre molto di alto livello, in questi anni si è creato un gruppo di, diciamo, esperti, comunque di alto livello come lei, che in qualche modo si unisce per avere una voce comune, no? E in qualche modo trasmettere questa informazione, cioè rendere un po' nudo il re, tra virgolette, e quindi aumentare un po' diciamo, la potenza di questo, cioè l'effetto di questo messaggio per diffonderlo alla massa, che altrimenti, diciamo, continua a sentire discorsi che sono improntati, no, alla fusione nucleare, no, tecnologie, i messaggi che anche noi portiamo come governo anche in sede delle COP. Recentemente sono stati, no, investiamo sulla fusione, a Frascati stiamo investendo sulla fusione, ma abbiamo tutti noi, diciamo, del settore la coscienza che questi investimenti appunto non porteranno nessun risultato in tempi tecnici utili, e i soldi investiti, i miliardi investiti in ricerca e sviluppo di queste tecnologie sono sottratti all'applicazione di tecnologie immediatamente disponibili che potrebbero essere invece fortemente incentivate. Quindi mi chiedevo appunto se c'è un think tank, un gruppo di esperti a cui far riferimento per, diciamo, trovare una voce comune per in qualche modo influenzare, ecco, una politica più nella direzione della soluzione del problema. Ma, ci sono anche in Italia da poco, in giro per l'Europa ce ne sono tanti. In Italia ce n'è uno che si chiama ECCO, che sì, è molto efficace nell'assistere proprio i partiti politici nel capire quale direzione prendere. Loro fanno un lavoro molto paziente con tutti i partiti, non soltanto con i partiti più sensibili, ma anche con quelli meno sensibili a questi argomenti. Ce ne sono anche altri che stanno lavorando nella stessa direzione, con non grande efficacia, però un pochino sì. Nei giorni scorsi, per esempio, l'Italia doveva dare il proprio parere sull'addendum alla legge sul clima. Forse non sapete, ma esiste in Europa una legge sul clima che obbliga i paesi europei, ed è stata recepita da tutti i paesi europei, a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e ad azzerare al 2050. La legge dice bisogna definire anche l'obiettivo al 2040, e un gruppo di esperti europeo ha fatto uno studio molto accurato per dire entro il 2040 dovremo fare meno 90. Che è un po' di più di quello che era l'indicazione precedente, che era un meno 85. No, dobbiamo fare meno 90, e l'hanno fatto soprattutto per ragioni di responsabilità storica. Se uno legge il documento dice dobbiamo fare meno 90 perché se non ci sbrighiamo noi, che siamo i responsabili del problema, gli altri paesi che non hanno provocato il problema non ci seguiranno. E è molto ben fatto lo studio. L'Italia doveva dare il suo parere, e quindi un gruppo di esperti ha scritto al governo italiano, un po' tutti quelli che in Italia si occupano di questi argomenti hanno firmato questa lettera chiedendo che il governo italiano aderisse a questa proposta della Commissione europea di fare meno 90. Il ministro ieri o l'altro ieri ha dichiarato che l'Italia sosterrà il meno 90, quindi qualche volta funziona. Questo è un caso in cui ha funzionato, altre volte meno, ma a me sembra che il problema più grosso non sia tanto parlare con i partiti al governo o all'opposizione, sia proprio quello di avere un consenso ampio, una base ampia di persone che nel momento in cui vanno a votare scelgono anche in base alle valutazioni
dei vari partiti, ai comportamenti dei vari partiti sul tema dei cambiamenti climatici, cioè deve essere dal basso che le cose cambiano, e questo si fa davvero molta fatica, a parlare di questi argomenti in modo appunto non catastrofista, perché poi la gente si spaventa e dice ma tanto il problema non è un problema che mi riguarda, il più pragmatico possibile, facendo vedere che le soluzioni ci sono e sono soluzioni convenienti, e che quello che dobbiamo fare è trarre i benefici di questa convenienza, esattamente come si diceva prima. Se sono convenienti e faccio in modo che il beneficio vada alle aziende produttrici invece che alla popolazione, è evidente che il consenso dalla popolazione non ce l'avrò mai. Però è complicato, ecco, complicato parlarne in termini tecnici, perché appunto è un argomento che viene spesso rifiutato. Meglio parlarne in termini emotivi, per esempio attraverso l'arte, gli spettacoli, eventi che siano in grado di coinvolgere le persone più che convincere le persone. Però appunto complicato. No, è vero. No, ma volevo chiedere una cosa, scusa. Arriva. Prego, dai. No. Passando un momentino dal globale al particolare. A Venezia esiste, e chi meglio di lei può saperlo, una sede dell'IPCC o comunque una struttura, un luogo dove concentrare gli studi adesso o anche nel futuro. Mi sembra che creare, diciamo, un polo di riferimento per i cambiamenti climatici sia anche una delle idee di mio cugino Andrea. Ecco. Esiste, si può fare, sarebbe opportuna, avrebbe una grossissima forza mediatica, perché la città ovviamente per i cambiamenti climatici ha delle ottime possibilità di sparire nel futuro, quindi ci sarebbe una doppia valenza anche in termini di comunicazione, proprio sul ragionamento che faceva lei, prendere la gente dal punto di vista emotivo. Grazie. Ce ne sono almeno due. Uno si chiama CMCC, Centro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ed è l'organismo che anche a livello statale viene riconosciuto come il Centro Nazionale sui Cambiamenti Climatici e riceve un contributo dallo Stato per affrontare questo argomento. Ha più sedi, una di queste sedi è a Venezia ed è anche la sede italiana dell'IPCC, quindi esiste uno. Poi ne esiste un altro istituito nella stessa legge che costituisce l'autorità per la laguna, la nuova autorità per la laguna che sostituisce il magistrato alle acque. Lì si precisa che deve nascere, ed è nato poi con un finanziamento di 500.000 euro all'anno, quindi poco, però comunque c'è, il Centro Internazionale per gli Studi sui Cambiamenti Climatici. È appena, la legge è vecchia, ma ci sono voluti 3 anni per farlo partire, adesso è nato, lo presiede il professor Barbante e speriamo che o l'uno o l'altro. Ecco, esatto. Se posso intervenire, io mi sono occupato di MOSE per 35 anni, adesso da 10 anni mi occupo di partecipazione dei cittadini sui problemi del cambiamento climatico e dell'adattamento. Ho partecipato al dibattito recente e ho portato il punto della partecipazione sensibile dei cittadini alla questione, in quanto i cittadini hanno un senso di agency e di rabbia, mancanza di agency e di rabbia verso le istituzioni, quindi molto spesso si disinteressano e sono insensibili. Credo sia molto importante educarci a anticipare i futuri, cioè noi lavoriamo sempre sull'emergenza del presente e siccome i futuri alla fine li costruiamo noi, ma non abbiamo tempo per farlo, li subiamo da parte di chi ce li somministra oppure della casualità che ci governa esternamente. A questo riguardo trovo molto importante valutare non solo lo scenario a 100 anni, a 80 anni in questo caso,
ma lo scenario a 30-40 anni su cui possiamo ancora ragionare, perché alla fine c'è un problema di giustizia intergenerazionale, cioè scarichiamo tutte le responsabilità sulle future generazioni. Allora, dal punto di vista della comunicazione artistica ed emotiva, sarebbe molto importante vivere in questi futuri in maniera, con tutte le arti che possiamo immaginare, ma su scenari di 20-30 anni. E la domanda è, quello scenario dei 45, perché 45 vuol dire che il MOSE va fuori gioco. E perché va fuori gioco? Perché manca la bassa marea, quindi non possiamo inventare una bassa marea da cui iniziare le operazioni di gestione del MOSE. Non è che va fuori gioco perché il MOSE non resiste, non è che va fuori gioco perché la laguna diventa nossica, perché questi sarebbero problemi a cui si potrebbe porre rimedio. Il MOSE è un enorme sistema di laminazione, crea un polmone, un volume in cui viene immagazzinata l'acqua che comunque arriva mentre il MOSE è chiuso. Ma se già all'inizio della manovra ho già l'acqua alta, con i problemi che poi genera le mura della città, i mattoni, al degrado urbano, per esempio non vediamo più da 30 anni i marmi in Canal Grande, vediamo solo orpelli, scalinate di plastica, abbiamo già perso la città, cioè Venezia non ha più il marmo che risplende in Canal Grande, non ha più una scalinata trionfale d'ingresso, cioè io credo che dal punto di vista artistico ci sia tantissimo da lavorare. Allora, possiamo ragionare sulla probabilità di un adattamento a uno scenario estremo, non alla media, perché l'adattamento nasce quando si prefigurano grandi perturbazioni. Inoltre, prefigurare grandi perturbazioni apre a grandi opportunità. Immaginiamo di avere un anello intorno a Venezia, tornare a fare il bagno a Venezia, non avere l'inquinamento dell'aria che causa tutte quelle morti, non avere il moto ondoso, non avere la navigazione a motore. Una divisione della laguna renderebbe possibile questo, ma non è importante avere la soluzione tecnica, è fare prima quel ragionamento collettivo, partecipativo, sensoriale che parte dal cuore, con cui si possa insieme attivare questo processo. Ultima domanda, ce n'è un'altra? Qui c'è un'altra. Grazie mille. Io ho una domanda molto semplice. Si sente parlare tanto di transizione ecologica, energie rinnovabili, life cycle assessment, riciclo. Quando a livello politico, secondo lei, si inizierà a parlare di estensione del ciclo vita, quindi un'analisi più qualitativa, non quantitativa, sulle tecnologie, i metodi e ciò che avviene dopo, ma proprio passare a un metodo più simile a quello che era in passato, che si progettava per sempre. Grazie. Le rispondo intanto a questo, poi arrivo a Giovanni. A me sembra che nessuna soluzione da sola risolva il problema. Cioè, il problema è complicato, diciamo prima, perché è molto interdisciplinare, ma anche molto orizzontale in termini di impatti ed è molto dipendente da tante soluzioni che vanno tutte messe in piedi insieme. Non ce n'è una che è in grado di risolvere tutto il problema. Quando avevamo il problema del buco sull'ozono, abbiamo fatto un trattato a Montreal in cui tutti i paesi sono impegnati a eliminare la produzione di quei gas che producevano il buco dell'ozono. Avevamo una soluzione semplice: uno, perché erano soltanto 3 gas da tirare via; 2, perché ne avevamo uno sostituto che permetteva di refrigerare senza provocare il problema. Ma qui non abbiamo una risposta, abbiamo 1000 risposte e quella è sicuramente una di quelle che ci servono, ma nemmeno quella da sola ci aiuta a risolvere il problema. È un pezzo di risposta anche quello, certo. Da ciò che ho visto, gli incentivi comunque si concentrano sulla tecnologia, non si concentrano sulla qualità poi
la qualità della tecnologia? Perché è molto più difficile da misurare, l'incentivo ha bisogno di misurarlo e quantificarlo, quello è molto più complicato. Però c'è anche un problema culturale che sta dietro a un approccio di quel tipo, che invece potrebbe essere sviluppato nelle scuole. Tutta la formazione dovrebbe aiutare ad andare in quella direzione piuttosto che sull'usa e getta, che sembra essere invece la cultura predominante. Giovanni, mi hai detto molte cose giuste. Sul tema futuro, come hai visto recentemente, abbiamo lanciato a livello nazionale, assieme a Enrico Giovannini, un progetto nuovo, si chiama Ecosistema Futuro, e vorrebbe creare in Italia quello che c'è già in altri paesi, perché i francesi, i tedeschi, l'Unione Europea come insieme ce l'ha già, un centro di studi orientato molto alle politiche, che funzioni attraverso l'analisi di scenari futuri. Quindi io immagino le politiche riferendole al mondo che sarà da qui al 2050, al 2060, perché devo pensare alle conseguenze di queste politiche, possono essere politiche demografiche, politiche industriali, politiche climatiche, in funzione dei loro impatti di lungo periodo. Quindi su questo anche l'Italia si sta un po' muovendo, non è un'iniziativa pubblica, è un'iniziativa di università, Ca' Foscari aderirà a questo progetto e saremo una decina di università che lavoreranno in questo modo. Per quanto riguarda le soluzioni radicali, sicuramente sì, vanno pensate assieme alle altre per tentare di trovare quella che da un punto di vista economico e da un punto di vista ambientale funzioni meglio, perché poi appunto il MOSE ha tanti pregi ma è costato davvero tantissimo, quindi si potrebbe immaginare qualcosa che possa garantire altrettanta efficacia nel lungo periodo e costi inferiori. Il tema è quello che dicevamo prima, è un dibattito che però va iniziato attraverso degli studi comparativi delle soluzioni che ci orientino un pochino prima di passare poi al livello successivo, che è quello del finanziamento e dell'attuazione. Però è un intervento molto invasivo, quindi hai ragione sul fatto che serve un coinvolgimento dal basso, cioè se non si comincia a parlarne in termini molto operativi a un'ampia fascia della popolazione, non funziona, quindi non può rimanere ristretto ai laboratori o ai centri studi delle università. Questo è il rischio degli esperti internazionali se non hanno più locale, cioè deve essere qualcosa di sentito localmente che poi riverbera nella capacità internazionale, non la capacità internazionale che viene a educare, perché quello secondo me è un leading edge. Questo abbiamo capito che ma non funziona mai, non funziona più quello. La lama sanguina non deve restringere, a Venezia si dice che bisogna avere 2 schede. Non registro niente. Cosa ne pensi di rinunciare alle capacità scientifiche per fare spazio a ripianare le nostre capacità, a ripianare i nostri modelli predettivi, perché secondo me è una barriera culturale. Ma comunque c'è una società che fa diffusione, disseminazione della scienza attraverso TikTok che ottiene risultati straordinari, forse dovremmo imparare da loro.